Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con tutti voi. Benedetta sei tu, Vergine Maria, che hai portato il Signore, venerato colui che ti ha creato e rimani vergine in eterno. Miei fratelli e sorelle, siamo alla fine della prima settimana del mese di agosto. La gente è un po' distratta da tante cose. C'è anche ragione per tanti motivi, ma cerchiamo di raccogliere un po' la nostra attenzione. Oggi vorremmo celebrare la liturgia di Maria, la Madre di Dio e la Madre della Chiesa. A lei chiediamo il nostro aiuto, la nostra protezione, e per celebrare degnamente l'Eucaristia, Dio che ci conosce in troppo, ci conceda quello di cui realmente tutti il suo perdono. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison. Speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione di Maria, ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sedete. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: conterai 7 settimane di anni, cioè 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese e che c'è espiazione farete checciare il corno per tutti. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né metitura
cura di quanti campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, poiché è un giubileo. Esso sarà per voi santo, potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo, quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo. Egli venderà in base agli anni di raccolta. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserà il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno di voi opprima il suo prossimo. Temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino popoli tutti. Ti lodino i popoli, ti lodino i popoli. Dio su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i fini della terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù e disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e fatto ingannare Gione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, perché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade, danzonico, e tanto a Erode e ai commensali che egli promise con giuramento quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi su un vassoio la testa di Giovanni Battista.
Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione, sua tolta, e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, di fronte a questa pagina facciamo insieme una riflessione che può aiutarci in questo tempo. Quello che abbiamo letto di Matteo è la tragica morte di Giovanni il Battista. Matteo, a differenza di Marco, è molto su ciò, ci dà quanto è sufficiente per cogliere da quest'uomo un esempio di coraggio e di fedeltà. Da precursore Giovanni, dalla sua nascita alla sua morte, è vista nei Vangeli in funzione della persona di Gesù. Precursore di Gesù in tutto. Al pari Giovanni fu il messaggero del regno e della conversione e insieme messaggero e testimone della verità. Questo fu il capo di accusa che provocò appunto la morte di Giovanni. Questo precursore Antipa, che era il tetrarca di Gesù nella Galilea e nella Perea della Galilea del Nord, così si esprimeva con la sua gente. Ma Giovanni il Battista io ho ucciso. Così parlava perché gli rimordeva quel crimine, la coscienza, avendo fatto decapitare Giovanni, che gli aveva rimproverato l'adulterio con la moglie del fratello Filippo. E quel rimprovero sarà il capo di accusa della morte. Giovanni, siccome piace, Giovanni finito nella prigione di Macheronte. Erode voleva ucciderlo, ma il popolo era con Giovanni e questo era un motivo di paura per il potere di Erode. L'occasione presentò una festa di compleanno del re Erode. In questa festa furono invitati i grandi della zona e, come succede durante la festa, la figlia di Erodiade, chiamata Salomè, questo è il nome che le dà Flavio Giuseppe, danzò davanti ai convitati in un modo che sorprese tutti. Perché bisogna proprio dire così, promette a questa ragazza di darle quello che vuole, anche metà del suo regno. A che punto si può arrivare? Ma quando la testa non funziona è proprio così. Avendolo saputo, allora
sapendo che cosa chiedere a Erode, domanda alla madre quale poteva essere la richiesta, e la madre, che aveva un problema sospeso con Giovanni, domanda alla sua testa: la voglio su un piatto, qui portata ora. Erode non sa come portarsi, il problema è grande anche per lui, però di fronte alla gente e alla promessa che aveva fatto, manda in carcere a decapitare Giovanni, e gli viene portata la testa su un vassoio, questa consegnata alla figlia Salomè, e Salomè la passa alla madre, soddisfatta in una maniera spietata, crudele, di quanto Giovanni gli aveva rimproverato. Sì, avendo saputo i discepoli di Giovanni della morte, lo vanno a dire a Gesù. I discepoli prendono il corpo di Giovanni, lo seppelliscono, e Gesù riprende il suo ministero in Galilea. Per noi questo Giovanni, con questa testimonianza davvero singolare, abbiamo tra mano un esempio non soltanto di coraggio, ma di una fedeltà fuori misura, di un vero servitore della Giovanni. E noi che abbiamo bisogno sempre di modelli di riferimento, chiediamo al Signore che ci dia un pochino di questo coraggio in una società dove è difficile ormai, con un po' di credibilità. È difficile, ed è per questo che chiediamo al Signore che ci metta in cuore un po' di questo coraggio di Giovanni, per non essere dei traditori, per essere dei seguaci fedeli del Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo che diventi per noi bevanda di salvezza. Poveri e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, oggi offerto a te. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo,
per l'intercessione di Maria, la Madre del tuo preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi mistero nascosto per vivere e a sperare nel Cristo nuovo Adamo, Maria nuova Eva, è apparsa finalmente la tua primizia dell'umanità redenta. Per questo dono, l'azione con la potenza dello Spirito Santo riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. Santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, Santo, Signore Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, con del tuo Signore, per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo lo diede ai suoi discepoli. Prendete, bevetene tutti sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione. Fate in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, il solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di noi nella tua misericordia e donaci di far parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo,
apostoli, i martiri, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora preghiamo insieme il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza del nostro Salvador. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia a noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concede imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione per il Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace e buon fine settimana a tutti. Il Signore ci accompagni. Ecco, buona giornata.